La Renault R30 ci ha abituato a picchi di competitività sui circuiti misto lenti, ma soprattutto sui cittadini, Monte Carlo e probabilmente anche qui a Singapore. Sono le curve lente che valorizzano l'assetto di questa monoposto. Il punto di forza di questa vettura è certamente un telaio efficiente, ma prima ancora un'aerodinamica straordinaria che è in grado di produrre la sua massima efficienza in termini di carico verticale e di pressione aerodinamica proprio alle basse andature, nelle curve più lente da seconda e terza marcia, poco più di 100 km/h. Il vero segreto di questa vettura è di fatto sotto alla monoposto, nel diffusore, che è in grado di estrarre un grande volume d'aria già alle basse velocità. La soluzione aerodinamica scelta dall'inizio del campionato dalla R30 è proprio un estrattore con due canali verticali che vanno a sfogare davanti all'alettone posteriore e sfruttano quindi il potente campo di depressione che viene generato in quest'area. Una soluzione che è in grado di asciugare, estrarre tutta l'aria dal fondo della monoposto per incrementare il valore di pressione aerodinamica sulla parte centrale della monoposto, quindi far lavorare al meglio non solo l'asse posteriore ma anche le gomme anteriori in sterzatura e in direzionalità. Ma la Renault di fatto ha lavorato sul muso più volte durante la stagione, generando delle soluzioni particolarmente interessanti, sostituendo un piano alare particolarmente lungo, in senso longitudinale, con una soluzione molto più frazionata, articolata con piccoli profili aerodinamici che sono in grado di trattare al meglio un grande volume d'aria e quindi riescono a schermare meglio le coperture anteriori dai flussi e delle turbolenze, incrementando il carico e quindi la direzionalità della monoposto anche nei tratti di pista, come avremo a Singapore, più stretti, più lenti e più difficili da percorrere.